di altri spazi. Mercoledì 11 marzo, San Costantino. È il 71esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 295 al termine. Il sole sorge alle 6:30 e tramonta alle 18:12. La luna si leva alle 20:38 e tramonta alle 7:44. Mentre si sta recando negli uffici di Palazzo Ducale, il doge Francesco Foscari viene aggredito dal patrizio Andrea Contarini, che nel tentativo di pugnalarlo lo ferisce al naso. Per l'intervento dell'ambasciatore di Siena, che devia il colpo del pugnale, non si hanno conseguenze. Immediatamente arrestato, il Contarini dichiara d'aver voluto vendicarsi per non essergli stata concessa la carica di capitano del Golfo. I giudici, pur riconoscendo che egli ha agito in stato di demenza, lo condannano ugualmente al taglio della mano destra e all'impiccagione. Le previsioni per domani. Nuvolosità medio-bassa in parziale dissolvimento durante le ore centrali, quando saranno possibili schiarite anche ampie, specie in pianura. Probabili foschie, nebbie e nubi basse in pianura e in qualche fondovalle nelle ore più fredde. Precipitazioni in prevalenza assenti, salvo qualche possibile e debole pioggia a fine giornata sui settori nord-orientali della pianura. Temperature minime in generale aumento, massime senza notevoli variazioni.